Sono le 8:21, proviamo nuovamente a sentire Renato. Pronto Renato, buongiorno. Sì, Ugo, buongiorno, mi senti? Buongiorno, scusa Renato, c'era qualche problema tecnico. Prego Renato, ciao, buongiorno, ben trovato. Bentrovati cari amici di Radio Luna con Ugo Bulgarelli come sempre in conduzione. Insomma, siamo alle novità per quanto riguarda il Carbonia Calcio, Stadio Zoboli e corsa contro il tempo. Comune e società a bordo campo e si cerca ovviamente di salvare la Serie D. Ieri, come tutti sappiamo, c'è stata una conferenza stampa proprio lì nella sede comunale appunto di Carbonia. Parte il conto così alla rovescio, ma intanto si va ai supplementari. Comune e club fresco di promozione in Serie D tentano il dialogo sperando che non sia troppo tardi, perché in luglio la Lega vorrà capire se lo storico stadio Zoboli potrà ricevere i minimi ma onerosi interventi tali da permettere ai biancoblù di disputare il torneo nazionale in città e non altrove. Dopo il baratro di giorni fa con le divisioni in polemica col sindaco del presidente Carlo Foti, sono intervenuti due avvenimenti. Mercoledì la commissione consiliare sport guidata da Manolo Cossu più la presidente del consiglio municipale Daniela Marras e il capogruppo del Movimento 5 Stelle Giorgio Santoro hanno incontrato lo staff dirigenziale dei biancoblù non in un posto qualsiasi ma a bordo campo. Riunione pragmatica apprezzata dal club, servita a fare due calcoli su ciò che allo stadio Zoboli serve per affrontare la Serie D. Scenario che a sentire i biancoblù erano già stati illustrati al comune in maggio con una nota ufficiale depositata proprio al comune di Carbonia, ma la vera svolta è arrivata ieri quando il comune ha indetto l'avviso pubblico per la concessione di tutti i suoi impianti sportivi, un procedimento snello che scade il 10 luglio ed è rinnovabile in novembre. Naturalmente ci sono interventi urgenti da fare per quanto riguarda sia il manto erboso ma anche la copertura perlomeno della tribuna stampa, ci sono interventi da fare all'interno degli spogliatoi, insomma poi bisogna trovare lo spazio per i tifosi ospiti, per cui bisognerebbe rimettere in ordine la tribuna del settore dei distinti, per cui insomma ci sono diverse opere importanti ed anche molto veloci da eseguire. Speriamo che ci sia insomma la buona volontà da parte del comune perlomeno per fare questi lavori e poi successivamente magari nel bando trovare un accordo perché il Carbonia possa finalmente avere la sua casa per i prossimi anni. Queste sono le novità, caro Ugo, per quanto riguarda il Carbonia Calcio. Poi se vuoi possiamo anche dire che il Carbonia, è arrivata ieri la notizia che il Carbonia ha vinto anche la Coppa Disciplina per la scorsa stagione, per cui complimenti veramente in una stagione molto importante per il sodalizio biancoblù. Se vuoi possiamo anche dire due cose per quanto riguarda il Cagliari, Ugo. Allora, per quanto concerne il Cagliari, oggi gioca nel suo stadio, dopo 4 mesi insomma col Toro da Matare, gioca contro il Torino, caccia al bis dopo la vittoria sulla Spalla. Vediamo un po' anche le formazioni probabili che dovrebbero scendere in campo. Il Cagliari con Zenga in panchina dovrebbe schierare Cragno in porta, Valukiewicz, Cepitelli e Clavan sulla linea difensiva, Mattiello, Nandez, Rog e Pellegrini, poi Birsa trequartisti, Simeone, Gio Pedro il duo d'attacco. Dalla parte opposta Sirigu in porta, Bremer, Nkotu e Izzo sulla linea di difesa, Olaina, Lukic, Meite e De Silvestri a centrocampo ed era il trequartista Mirico e Belotti, il duo d'attacco. Da notare che per quanto riguarda il Cagliari indisponibili sono Pisacane, Faragò, Pavoletti, Pereiro, Oliva, mentre per il Toro Baselli e Zaza non saranno della partita. Guardando un po' la classifica, il Cagliari occupa la parte centrale della graduatoria con 35 punti, una vittoria eventuale sul Toro, insomma lancerebbe la formazione di Walter Zenga vicinissima ad una salvezza anticipata. Direi che qui possiamo chiudere, da Olbia è tutto, ci vedremo Ugo lunedì in studio, per cui cedo nuovamente la linea a te. Grazie mille, ti ringrazio molto per il tuo intervento, allora ci vediamo e ci risentiamo lunedì qui in studio. Grazie, buona giornata. Ciao, grazie e buona giornata dalla Gallura, a te la linea Ugo.